Allora, Maurizio Antonini, c'è anche la questione delle fattorie didattiche. Sembra che sia poca cosa, in realtà sono rilevanti, ce ne sono molte, però potrebbero, se strutturate in un certo modo, se la cosa potesse passare, dare una grande opportunità anche alle famiglie nel periodo adesso che le scuole comunque giocoforza non possono, per i bambini più piccoli, insomma, tenerli, no? Quando le famiglie lavora. Assolutamente. Cosa pensavate voi? Innanzitutto, noi abbiamo già fatto delle proposte in Regione e spero che in tempo breve avremo anche le risposte. Innanzitutto le fattorie sono circa 300 fattorie didattiche e anche fattorie sociali. Insomma, oggi le fattorie didattiche possono dare una grande risposta a un problema importante che molte nostre famiglie hanno, che sono quelli dei studenti che non vanno a scuola e quindi dei bambini, dei ragazzi che oggi sono a casa e non sanno dove andare. Quindi prima vi è necessità di avere dei protocolli specifici all'interno delle fattorie didattiche che determinano anche il numero delle persone che possono esserci, soprattutto anche con degli educatori importanti, quindi uguale costi. Ecco, quindi quei costi dobbiamo anche capire se sono proprio tutti in carico alla persona, quindi alla famiglia, o se sono in carico anche alla comunità. Io penso che in questa situazione determinati costi possono essere ben spalmati anche nella comunità e quindi da parte della Regione o da parte dello Stato italiano, cioè se si dà dei soldi ai babysitter, no? Penso che sia importante dare dei soldi anche a quei educatori che mettono all'interno delle fattorie didattiche i ragazzi o i bambini per svolgere tutta un'attività didattica ma anche lucrativa e quant'altro. Quindi io penso che questo sia l'altro elemento. Le nostre fattorie didattiche sono oggi tutte a disposizione, hanno già sottoscritto dei documenti specifici in Regione già sottoscritto documenti. E quindi siamo pronti per la partenza. Chiaramente abbiamo bisogno dei protocolli, abbiamo bisogno che la Regione ci dia anche delle indicazioni precise. Su questo stiamo contattando in maniera concreta anche la Regione Veneto perché prima possibile si arrivi a questa soluzione, quindi la risposta sia alle fattorie didattiche che, ricordo, hanno perso centinaia e centinaia di migliaia di euro perché il blocco delle scuole e quant'altro hanno creato grosse difficoltà a queste nostre aziende agricole, ma dall'altra danno anche una risposta sociale al territorio. Quindi ci sarebbe anche il personale che potrebbe direttamente seguire certo, le fattorie didattiche devono comunque superare a del personale specifico perché poi l'educazione e quant'altro deve essere fatta in maniera corretta e concreta e quindi su questo chiaramente è un costo, ma non può essere il costo che lo spostiamo alla famiglia perché allora tanto vale. Se ci sono dei bonus, è importante che questi bonus siano dati anche a queste situazioni specifiche che si danno alle aziende agricole, ma soprattutto per la concretezza alle famiglie, per avere una riduzione dei costi per la tenuta del bambino e per l'attività che viene fatta. Assolutamente. Relativamente un po' per completare i discorsi e i problemi dell'agricoltura, si parlava anche della soluzione per le cimici, che tanto per cambiare, quelle non mancano, non si ammalano, non si prendono nessun tipo, sono sempre vive e vegete. C'è stato uno studio di qualche strategia che può essere efficace per ovviare? Ricordiamo intanto il grosso problema della cimice asiatica. Il problema della cimice vuol dire circa 800 milioni di euro di perdita di reddito dei nostri agricoltori, non solo nel Veneto, ma tra il Veneto, la Lombardia, l'Emilia, il Piemonte, eccetera. Quindi una perdita importantissima. Risposte concrete alle aziende agricole, oggi solo la Regione Veneto con pochi milioni, 4 milioni, ha messo a disposizione alle aziende quando hanno perso mediamente nella Regione Veneto circa dai 150 ai 180 milioni di euro, pochi milioni di euro per dare la possibilità alle aziende agricole almeno di pagarsi i primi costi del 2019. Ci saranno altri circa 80 milioni di euro da spartire con tutte quante le regioni, quando la perdita è circa di 800 milioni di euro e quindi anche qua vedremo cosa succederà. Oggi però vi è una concretezza su questo che il Ministero ha autorizzato l'utilizzo della Vespa Samurai. Vespa Samurai che cos'è? È un insetto non autoctono, però che preleva praticamente le uova della cimice asiatica e quindi sostanzialmente è un insetto che riesce a contenere il fenomeno della cimice. Non è dannosa, ci sono controindicazioni per l'uomo e per le certificazioni da parte di tutti i ministeri, da parte del Ministero della Salute e tutto quello che serve. Oggi vi è la possibilità dell'utilizzo. Saranno fatti circa 130, 160, dai 130 ai 160 lanci
a livello veneto, e quindi Lanci cosa vuol dire? Lanci vuol dire mettere nell'ambiente la Vespa Samurai, che poi dovrebbe essere antagonista appunto alla cimice. E quindi questo è un lavoro che sarà fatto con una delibera specifica della Regione Veneto, che oggi sta lavorando su questo, e quindi io penso che in tempo relativamente breve abbiamo questa possibilità dell'utilizzo di questo insetto per antagonista della cimice asiatica, che dà una risposta concreta e biologica. Ecco, cioè non è pericolosa per l'uomo, che dopo ci troviamo invasi dalle vespe pericolose. Non si utilizzano fitofarmaci che potrebbero essere invece dannosi per le api, per dire, no? E neanche per le api sono pericolose queste vespe. Non è assolutamente dannoso, e quindi con un controllo specifico di questo. E quindi oggi stiamo lavorando su questo, e penso che in tempo relativamente breve avremo anche questa possibilità, che è l'unico sistema oggi per cercare di trovare. È stata sperimentata questa vespa? È già stata sperimentata su alcuni siti a livello nazionale con ottimi risultati, e soprattutto, ritorno a dire, con tutte le autorizzazioni dei ministeri coinvolti, quindi siamo in perfetta sicurezza su quanto riguarda. Quindi si dovrebbe, teoricamente, se partono adesso, a settembre-ottobre non dovrebbe esserci. Se partono adesso probabilmente fra un paio di anni avremo qualche risultato, perché chiaramente ci vuole tempo. Pensare di utilizzare la Vespa Samurai e avere subito il risultato è impensabile questo, e quindi avremo necessità del tempo, e quindi oggi sempre le aziende avranno la necessità di adottarsi di reti anti-insetto, e sperando che la Vespa Samurai faccia effetto, insomma. Siamo arrivati al termine, direttore, solo una parola: se piovesse sarebbe meglio? Se piovesse sarebbe meglio, diciamo che per fortuna nell'ultima settimana abbiamo avuto delle precipitazioni che hanno dato buon segno. Oggi tutti i nostri canali hanno la possibilità dell'irrigazione, perché comunque i bacini sono, con la diminuzione dell'attività economica, l'Enel non ha prodotto energia, e quindi l'acqua è rimasta nei nostri bacini, sono abbastanza pieni, quindi oggi vi è la possibilità dell'irrigazione di soccorso, si vede questa necessità. Speriamo che piova, speriamo che il tempo sia bello sia per gli agricoltori, ma soprattutto per tutti i cittadini e per tutti noi che ne abbiamo sicuramente bisogno. Grazie direttore di essere stato qui con noi, grazie alla collaborazione alla CIA Padova, che ci supporta risolvendo e dandoci soprattutto contezza di tante situazioni del settore agricolo che magari i non addetti ai lavori non affrontano, non sono a conoscenza, non riescono a spiegarsi. Voi come sempre scriveteci, ma se no, se addetti al settore, rivolgetevi direttamente alla CIA, poi ci sono i siti per avere tantissime informazioni. Grazie molte. Grazie a lei e grazie ai telespettatori. Grazie ancora, buon proseguimento, a domani.